Ogni anno il 14 giugno ricorre la Giornata mondiale del donatore di sangue, istituita nel 2005 dall'Organizzazione mondiale della sanità per sensibilizzare sull'importanza che i donatori di sangue, volontari periodici non retribuiti, rivestono per quanti necessitano di trasfusioni sicure. Quest'anno l'OMS ha voluto intitolare la sua campagna Dona il sangue, dona il plasma, condividi la vita, condividila spesso, proprio per sensibilizzare sulla tematica dell'altruismo e sull'importanza della donazione periodica. Ogni singola donazione di sangue o di plasma per molti pazienti cronici rappresenta un vero e proprio salvavita. Lo slogan, quindi, si rivolge a tutte quelle persone che necessitano di un supporto trasfusionale a vita e sottolinea il ruolo che ogni singolo donatore o donatrice può ricoprire donando il sangue e il plasma. Da ogni sacca di sangue donata si ricava una sacca di globuli rossi, una sacca di plasma e una sacca di piastrine, salvando potenzialmente 3 vite. Nel 2022 il numero di donatori di sangue è leggermente cresciuto rispetto al 2021, avvicinandoci sempre più ai livelli pre-Covid, e sono state effettuate 2,8 milioni di trasfusioni. Negli anni però il totale delle donazioni ha avuto un trend in diminuzione e c'è stata una flessione in particolare nella donazione tra le fasce più giovani della popolazione, con un calo lo scorso anno del 2%. Nel nostro paese sono sempre meno i giovani che decidono di iniziare a compiere questo gesto etico di solidarietà. Continua quindi a tardare il cosiddetto ricambio generazionale. A livello globale, invece, in base ai dati dell'OMS, il 33% dei donatori sono donne e i giovani sono più numerosi nei paesi a medio e basso reddito. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, rinnova l'appello a compiere questo semplice ma straordinario gesto. Donare il sangue è un atto responsabile, sicuro e indolore. Ognuno di noi può fare la differenza.